Un incontro si è svolto stamani presso la sede del Consorzio Universitario di Agrigento, dei presidenti dei consorzi universitari della Sicilia, a guidare i lavori il presidente del Consorzio Universitario di Agrigento, Nenè Mangiacavallo. Tante le problematiche prese in esame, tra i tanti l'autonomia finanziaria dei vari consorzi per poter affrontare con serenità l'attività didattica, la programmazione dei vari corsi di laurea da svolgere nelle sedi consortili, la necessità di creare una rete tra i vari soggetti necessari a rafforzare la presenza nel territorio e poter offrire un'offerta maggiore anche per mantenere i giovani laureandi nel tessuto sociale cittadino ed evitare che si trasferiscono altrove con notevole aggravio di spese per tutto il nucleo familiare. Insomma, bisogna creare una piattaforma comune, contrattuale, tra i vari consorzi. Molto probabilmente siamo stati consapevoli della nostra forza, ma non l'abbiamo messo in atto. Credo che sia arrivato il momento di, anche attraverso questa conferenza dei presidenti, che deve essere un ente almeno sul piano della credibilità e della contrattualità riconosciuto, uniformare le nostre richieste in maniera che la politica, che tu hai giustamente invocato in termini di sensibilizzazione, possa rendersi conto che non siamo dei questuanti, attenzione, non è il favore occasionale che ci fanno, ma devono riconoscere il valore fondamentale che i consorzi universitari rivestono, non per la distribuzione territoriale o perché mettiamo a disposizione dei locali, perché se il convincimento dell'università dovesse essere questo, sarebbe un'offesa per il ruolo importante che in termini sociali ed economici e anche occupazionali i consorzi rivestono in periferia. Quindi io invoco i presenti a riflettere su questa possibilità di fare fronte comune, perché se non l'abbiamo fatto prima, a mio avviso è arrivato il momento di fare sentire la nostra voce, sia sul fronte dell'università sia sul fronte della politica.